Saint-Sébastien, Frêche de Can, Sant'Agnès, court la Luserta per la Chaise. Letteralmente San Sebastiano, un freddo cane, un freddo intenso, e poi Sant'Agnese, letteralmente corre, va la lucertola attraverso la siepe, nella siepe. Sono due proverbi evidentemente legati al tempo atmosferico. Ancora una volta andiamo su questi proverbi, come anche in altri che avevamo visto, e apparentemente potrebbero stare in piedi tutti e due, se non fosse perché San Sebastiano si è festeggiato ieri, il 20 di gennaio, e Sant'Agnese è oggi, il 21. Quindi evidentemente sono due proverbi in evidente oppure apparente contraddizione. Perché? Beh, evidente nel senso che dire che il giorno prima fa un freddo cane, fa un freddo barbino, fa un fresh boia, e di dopo addirittura la luserta, cioè la lucertola, può correre nella siepe sui muri perché evidentemente fa già caldo, pare un po' strano. Possiamo dire anche apparente, nel senso che, come ci siamo già detti, tutti i proverbi, i modi di dire legati al tempo atmosferico, alle stagioni, risentono sì da un lato di osservazioni ovviamente non scientifiche ma comunque empiriche, e quindi con delle generalizzazioni poi fatte dalla gente. Ci riferiamo sempre al mondo contadino, ai paesani che lavoravano la terra, guardavano su, i nuvoli, il tempo, il vento, la va, la vegna, la piova, la fioca, e si organizzavano ovviamente in base alle previsioni del tempo e a quello che potevano aspettarsi. In questo periodo effettivamente fa freddo, in che più però insomma fa un bel freschino, però possono cominciare ad esserci le prime giornate di tepore. Ora, con quello che è successo negli ultimi inverni, non è che si possa dare più una grossa regola, però in quest'anno inverno le fa il bel frecce, leggiamo fiuca un paio di volte, leggiamo di anche i proverbi in sulla neve, fa i video in sulla neve, quindi e genar le fa il suo tempo, che fa frecce. Però ecco, ci sono questi due proverbi, tra l'altro San Sebastian de Hier, insieme a un quai viun d'alter, l'era dit che era un mercant de neve, San Mauro, il quindes de Genar, le mercant de neve, Sant'Antonio, le mercant de neve. Sant'Antonio l'abbiamo celebrato, ricordato domenica scorsa con la storia del falò, eccetera eccetera, e va bene, però che lui è il mercante di neve. E anche a San Sebastiano, quindi questi cosiddetti mercanti di neve, cioè santi che portavano la neve in modo figurato, quindi era un periodo di nevicate, però ecco che la Sant'Agnese porterebbe addirittura il calduccio. Se vogliamo ricordare Sant'Antonio, c'è anche l'altro detto che dice Sant'Antoni Frêche de Demoni, San Sebastian Frêche de Can, Sant'Agnès cura l'userta per la Chaise. Era un'altra aggiunta che conoscevo ancora, diciamo, dai miei, sentito un po' dai vecchi. Io in questo caso appunto mi rifaccio le tradizioni orali, proprio quelle sentite. C'è da dire che questo proverbio è tenuto nel Cherubini, nel vocabolario di Francesco Cherubini, dove tra l'altro lui c'è il nome Agnese, lo segnala come Agnesa, di Sant'Agnesa e non Agnes. Noi, a dire la verità, è sempre di Agnes. E comunque lui, nel ricordare questo proverbio, dà anche una interpretazione, però fa un'ipotesi. Dice a Sant'Agnesa cura l'userta per la Chaise, fors'anche dice il proverbio invalse come traslato dopo che la vittoria di Desio diede la nostra patria in braccio ai Visconti nel di 21 gennaio 1277. Siccome i Visconti avevano come simbolo il biscione, no? Il biscione di Visconti, fa questa ipotesi, lasciamola a questo erudito, a questo nostro grande cultore della lingua milanese, ha fatto questa ipotesi. Vabbè, potrebbe essere perché appunto la vittoria della battaglia di Desio dei Visconti contro i Toriani avvenne un 21 gennaio. Non sto assolutamente né a fare discussioni né a fare ricerche ulteriori, diamola per buona,
potremmo, per buono come ipotesi ovviamente, potremmo andare magari a riprendere un'altra volta, però ecco, la cosa importante è che in questo mese di gennaio, con tanti santi importanti, sempre come dicevamo ricordati dai nostri contadini, i quali sì, aspettavano che il Signore che mandasse la pioggia al su quanto serviva, ma i santi erano certamente degli amici di casa a cui si ricorreva per avere ovviamente l'intercessione, e quindi teniamo per buono che a Sant'Agnès cura l'userta per la scienza. Ciao ciao!